A me dispiace di essere tra gli ultimi a presentare questa IRI, visto che avevamo una scolaresca di Cividale, ricordava giustamente prima all'inizio, potevano essere interessati a conoscere come mai la società Ferrovie Udine Cividale da L'ultimo qualche... erano di Gemona e quelli di prima erano di Cividale. Sì, appunto, sì, no, sì. ma vabbè, era una battuta. Hanno perso ovviamente. il treno. Sarebbero stati interessati a sapere perché sulla tratta appunto Udine-Cividale, dove la ferrovia è gestita dalla società appunto diciamo così regionale Ferrovie Udine-Cividale, da ormai parecchi mesi, e magari non so se nella risposta dell'assessore riusciremo a capire anche da quanti mesi, non circolano le automotrici che sono state comprate 10 anni fa, per cui non posso definire nuove, ma sicuramente sono le ultime automotrici comprate per circolare su quella tratta e che appunto da parecchi mesi sarebbero ferme presso l'officina di via Peschiera a Udine. Allora è chiaro che noi abbiamo ricevuto anche così tramite stampa alcune risposte da parte della società, però sinceramente le risposte ricevute non ci trovano né soddisfatti né riteniamo che possano essere quelle le vere cause. Allora abbiamo dovuto interpellare l'assessorato competente per capire effettivamente quali siano le reali motivazioni per cui questi treni sono stati fermati in contemporanea nello stesso periodo in attesa di poter ritornare in servizio, e a questo punto ci chiediamo anche quando potranno ritornare in servizio. Grazie. Grazie a lei, Assessore Vito. Assessore Vito, un attimo. Ecco, prego. Sì, grazie. Allora, va premesso che l'ampliamento del fabbricato esistente si è reso necessario per l'inadeguatezza degli spazi esistenti, sia per quanto riguarda gli uffici che gli altri spazi interni, e la mancanza di luoghi idonei da adibirsi a refettorio e spogliatoio con i relativi servizi igienici, quindi senza alcun nesso con il funzionamento dei treni, ma piuttosto riguardo all'organizzazione della società stessa. Relativamente alle due automotrici Stadler, che in conformità alle tempistiche previste dai piani manutentivi del costruttore necessitavano di attività di manutenzione e di revisione dei carrelli, la ferrovia Udine Cividale ha affidato alla società Stadler Service AG, impresa costruttrice dei mezzi a 20 sedi in Svizzera, il servizio di manutenzione. Esclusivamente per il notevole ritardo causato dal Stadler, sia nell'iter procedimentale che nell'approvvigionamento di materiale di ricambio, ad oggi non è ancora stato possibile procedere a tali attività manutentive. La società FUC si è riservata di valutare tutte le azioni legali che potranno essere intraprese per tutelare i danni diretti ed indiretti conseguenti ai ritardi di cui sopra. Si segnala infine che sono stati evidenziati in generale da inizio 2016 solo limitati casi di utenti rimasti a terra e non continui casi come riportato nell'interrogazione, e che i mezzi non sono fermi da 6 mesi, ma uno dalla metà del mese di ottobre 2016 e l'altro dalla metà del mese di dicembre 2016. Grazie. Prego. Sì. Stavo cercando, prego. Sì, no, prego Presidente, stavo cercando la parola continui nella mia IRI perché non la trovavo, però probabilmente l'avrò anche scritta, ma non la trovo. Comunque, a parte questo, no, bene che ci sia, diciamo così, da parte della FUC l'intenzione di arrivare ad azioni legali, perché era quello che avrei in qualche modo auspicato io nella mia risposta, perché è evidente che se ho scritto da 6 mesi o da quel che ho scritto Assessore, lei mi ha detto metà ottobre 2016, facendo rapido calcolo siamo a 5 mesi, ho sbagliato da poco, però ai cittadini non è che interessi mese più, mese in meno, ai cittadini interessa avere un servizio che gli permetta di circolare, cosa che in questo momento non è
permesso a tutti, visto che le attuali littorine non sono neanche accessibili a persone con disabilità. Questo ovviamente io prima non l'ho ricordato, ma è bene ricordarlo. Abbiamo saputo dell'affidamento alla Stadler per il servizio manutentivo, rimane solo da capire se questo servizio era in qualche modo previsto ovviamente da contratto. Anche qui abbiamo speso 6 milioni di euro per comprare questi mezzi ovviamente, quindi immagino che da contratto comunque ci fosse previsto anche come e quando fare questo tipo di manutenzioni, e quindi i ritardi, adesso si diceva nell'iter procedurale, ovviamente vengono scaricati sulla società che poi è la stessa che ha prodotto i treni, diciamo, le automotrici, e anche sulla questione dei pezzi di ricambio, che sinceramente appunto da sola non stava in piedi, perché se ci manca un pezzo di ricambio e stiamo parlando di una società che fa trasporti e treni, io credo che andando in macchina in Svizzera a prenderli forse stavamo un po' meno di 6 mesi. E quindi mi auguro ovviamente innanzitutto che si possa o risolvere il problema e quindi vedere quanto prima i pezzi di ricambio nella nostra regione e far tornare in circolazione questi treni, oppure arrivare a quelle azioni che speriamo magari anche di no, ma se necessarie ovviamente è giusto che vengano fatte azioni legali, perché poi arriviamo anche qui, siamo nel limite di poter essere accusati noi come società di interruzione di pubblico servizio, cioè ritorniamo sempre lì. E quindi io ringrazio ovviamente l'assessore e monitoreremo, come ci viene spesso detto, che tutto prosegua come detto. Grazie.